lo dicono i politici, no, attenzione. No, tranquillo. No, prima di tutto grazie alle persone intervenute. Dopodiché c'è poco da aggiungere dopo quello che ha detto Lodovico. Io credo che parlare di autonomia in realtà possa voler dire parlare di 10.000 cose diverse. Uno era il tema che proponeva il sindaco qui di Udine, un altro che mi viene dalla cronaca più propriamente politica, se pensiamo alle recenti elezioni amministrative in Gran Bretagna e vediamo il significativo risultato elettorale dei partiti autonomisti gallesi e scozzesi, vediamo che autonomia può essere declinata anche come identità politica, movimenti politici che riescono in qualche maniera a introdursi nella crisi di sistemi appunto politici e probabilmente anche elettorali. Noi qui avevamo scelto di affrontare la partita della buona autonomia collocandola tra crisi economica e opportunità, dove appunto l'opportunità era quanto diceva adesso Sonego, e cioè il fatto che la regione, le province autonome di Trento e Bolzano, praticamente in contemporanea alla nostra regione, hanno portato a casa significative riforme del proprio statuto di autonomia. In contemporanea noi abbiamo portato a casa la possibilità di determinare le aree vaste della nostra regione. In subordine, citato anche questo da Sonego, c'è stato anche un passaggio, per quello che mi risulta, solo d'aula parlamentare e non di consiglio regionale, per cui è intervenuta anche quella modifica nelle procedure delle leggi elettorali, che direi fa parte del clima. Se pensiamo appunto ad altre modifiche di leggi elettorali fatte o in corso, è una stretta che in qualche maniera dovrebbe riguardare tutti. Però appunto il tema era quello, due diverse regioni che affrontano le modifiche del loro statuto, una che lo fa a 360 gradi, diciamo così, o comunque con un'ampiezza estremamente significativa, sia nel merito, sia nelle procedure di modifica dello statuto stesso, e una regione, la nostra, che si limita a un aspetto, peraltro anche in qualche maniera controverso, insomma. E questo ci ha spinto anche ad andare a cercare l'origine di questa modifica statutaria della nostra regione. Adesso ricorro agli appunti, perché in realtà questa modifica non nasce all'improvviso e nel vuoto, è interna a una deliberazione del Consiglio regionale del 14 maggio del 24, approvata a maggioranza, che è un documento, io credo in qualche maniera, non anomalo, non è questo, però stupefacente, nel senso che in genere le mozioni, gli ordini del giorno consigliari, 2 facciate, 3. Questo è fatto di 15 pagine, 3 pagine di preambolo, con 2 indirizzi di merito per le relazioni tra Consiglio, Giunta e Commissione paritetica e 4 indirizzi di merito sulle competenze suddivisi in 22 distinte materie. E la modifica, l'introduzione dell'area vasta nel nostro statuto regionale è solo uno di questi 22 punti. Perché gli altri, se poi andiamo a guardarli, me li sono appuntati per non sbagliare, fra gli altri, ce ne sono alcuni, citati per esempio anche da Sonego nel suo intervento. La sanità, in cui in particolare io mi sono appuntato il costo complessivo del personale del servizio sanitario regionale, così come l'organizzazione e il trattamento accessorio del personale. La tutela e la sicurezza del lavoro, puntato credo principalmente ad avere una garanzia dell'effettivo aggiornamento degli organici degli ispettori, poi gli uffici giudiziari e quelli della giustizia di pace. Io qui suppongo che, come si è scritto peraltro, il riferimento è al supporto alle funzioni amministrative e organizzative degli uffici periferici del Ministero della Giustizia, che vuol dire, affrontare un tema non secondario. Quando si parla di semplificazione, quando si parla di sburocratizzazione, io leggo da tutte le parti che uno dei deficit del sistema italiano è la giustizia, che non riguarda le cose dell'ultimo noto referendum, ma riguarda in particolare questo, il personale, la funzionalità degli uffici. Un altro punto significativo è grandi derivazioni idriche, con competenza alle concessioni di grandi derivazioni appunto a scopo idroelettrico e la produzione di energia elettrica, registrando la difficoltà di piena attuazione della potestà concorrente già acquisita dalla Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia. E
quindi dei punti significativamente affini ad alcuni di quelli portati a casa dal Sud Tirolo trentino, che però qui non sono stati considerati. Anche da questo punto di vista, come dire, invitare a questo convegno la Presidente della Commissione paritetica Stato-Regione è effettivamente un invito a capire cosa succede in questi passaggi, che appunto da un lato c'è il Consiglio che fornisce in un documento di 15 pagine orientamenti alla Giunta e alla Commissione paritetica, e dall'altro il ritorno a casa è di una norma su 22. Quindi aprire un dibattito sull'autonomia, una buona autonomia, credo che voglia dire anche saper fare dei consuntivi in qualche maniera e quindi riuscire a ripartire. Cosa c'è da aggiungere? C'è appunto l'aspetto della crisi economica, nel senso che credo che un altro punto di vista, anche questo in parte già corroborato da storie locali, io ho presente anche, visto che qui rappresento anche un periodico digitale, ho ricordato un intervento chiesto qualche tempo fa durante la crisi non di Hormuz, ma di Bab el-Mandeb, quella del Mar Rosso e non del Golfo Persico. C'era stata già una significativa riduzione dei traffici nel porto di Trieste. A spanne si parlava di un 11% in meno delle importazioni di cereali e materiali metallurgici, di un calo generalizzato che però chi ci scriveva quell'articolo dice in realtà non hanno fatto notizia, perché sono stati semplicemente compensati da un aumento dei costi per l'utenza. Allora, questo, se poi pensiamo che appunto in questi giorni invece del Mar Rosso siamo alle prese con la crisi nel Golfo Persico, le partite energetiche sono partite che si dicono da tutti i punti di vista determinanti per la certezza di un'attività economica prolungata nel tempo e stabile. È evidente che, come dire, entrare nel merito delle grandi derivazioni idriche e della produzione di energia elettrica vuol dire qualche cosa per il sistema produttivo di questa regione, avere delle garanzie che forse potrebbero essere superiori a quelle attualmente esistenti, senza entrare in altri aspetti di carattere geopolitico che esorbitano dalle questioni di oggi. L'altro elemento che ci fa coniugare la necessità di una buona e migliore autonomia con quella delle opportunità, quindi che l'autonomia può dare al sistema economico, è quello della recentissima crisi Electrolux, dove, anche qui io cito solo due riferimenti e poi chiudo. Da un lato mi hanno colpito, per esempio, citando per nome e cognome, le dichiarazioni dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Ciriani, che ovviamente se la prende con la burocrazia e le norme cavillose, eccessive, eccetera, eccetera, della Comunità Europea, e dall'altro ci sono invece economisti di altro livello, di mestiere, diciamo così, che fanno notare come Electrolux sia una società che nel tempo, da un lato, ha ricevuto quantità significative di contributi pubblici che l'hanno mantenuta sul mercato, dall'altro sia anche questa, come tantissimi altri grandi gruppi industriali, in realtà potentemente partecipata da fondi internazionali a partire dal solito BlackRock in giù, e dove quindi la certezza non solo di quell'impresa, Porcia, Susegana, eccetera, ma anche dell'indotto che attorno a queste grandi imprese esiste, deve essere in qualche maniera garantita con strumenti appropriati anche da un'autonomia regionale. Senza entrare nel merito della crisi del settore automobilistico, dei ruoli del governo e quant'altro, ma se abbiamo imprese di questo livello sul nostro territorio che incidono con quel livello anche sulla possibilità di entrate fiscali della stessa regione, dobbiamo, io credo, anche pensare a strumenti che riescano a garantire in prospettiva una maggior capacità di indirizzare settori economici su questo territorio all'interno di questa comunità regionale. E qui si apre tutto un altro campo di ragionamenti, di possibilità, e anche per questo si scelse di invitare le altre due persone competenti, tra virgolette, vedo qui Vogrige, e quindi poi a loro lascerei la parola. Io concludo solo ricordando una cosa. Poco tempo fa, proprio in questa sala, c'è stato un convegno promosso da altri relativamente all'applicazione di questa nuova previsione statutaria sulle aree vaste.
e in quella sede, a conclusione, più di uno ha sollevato la minaccia, tra virgolette, che se si va avanti in questa direzione ci saranno ricorsi alla Corte Costituzionale. Questo lo dico perché parte del dibattito sull'autonomia, se si vuole riformare lo statuto regionale, è anche un dibattito di, come dire, galateo, procedure, qualità del rapporto politico fra maggioranze e opposizioni. Personalmente, come dire, io ho avuto un'esperienza da legislatore regionale il giorno dopo l'approvazione della legge costituzionale 2 del 83, quella che dava possibilità alla Regione di intervenire nell'ordinamento delle autonomie locali sulla base dell'articolo 4 dello Statuto. In quella legislatura per 1000 motivi non ci si mise le mani, ma da lì in poi, 30 anni, siamo ancora qua che aspettiamo una condivisa e quindi duratura sistemazione della partita dell'ordinamento delle autonomie locali. E siamo all'orizzonte invece di un altro motivo di scontro, di conflitto, che nel futuro può voler dire che da questa soluzione si tornerà indietro e di nuovo si cambierà. Quindi parlare di stabilità di governo, secondo me, non vuol dire solo avere un premier eletto direttamente dal popolo o un presidente eletto direttamente di regione, eletto direttamente dai cittadini. Vuol dire anche assicurare una stabilità nel tempo dell'ordinamento del sistema delle autonomie locali. Concludo ricordando solo un'altra disavventura che capitò a questa regione, se ne parlava un attimo prima di cominciare questo incontro, ed è quello che accadde nel 2006-2007, quando in Consiglio regionale si approvò una revisione totale dello Statuto di tutti gli articoli, voto a maggioranza, invio al Parlamento. Quella riforma finì sostanzialmente nei cassetti della commissione competente della Camera, perché quella legislatura 2006-2008, se vi ricordate, fu con una maggioranza di 7 parlamentari di qua e un senatore di là, insomma, e quindi era destinata inevitabilmente a morire perché non era partita unitariamente. Quindi questo è un altro tema, non di questo incontro, ma sicuramente della politica regionale. Grazie.